Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Durante la serata inaugurale della festa del prosciutto di Pressana si è svolta, alla presenza dei sindaci del territorio, la degustazione guidata del prosciutto di Crosare, accompagnato da 6 vini selezionati dalla cantina di Merlara e dall'azienda agricola Ponte al Masero. Questa sera facciamo appunto un abbinamento del prosciutto crudo di Pressana con i vini della cantina DOC di Merlara. Questa sera abbiamo il secondo banco di degustazione del prosciutto DOC Crosare e vini di Merlara DOC. La serata si è svolta all'interno della bellissima cornice di Villa Gaudio, che ospita la 12ª edizione della festa di Pressana. Villa Gaudio è la villa di mia proprietà, già da parecchi anni facciamo questa manifestazione, una manifestazione importante, nata 12 anni fa, grazie a un signore che ha avuto questo intuito eccezionale, si chiamava Danilo Ferraro, ed l'abbiamo portata avanti fino adesso con grande successo. Abbiamo aumentato le serate perché la festa ha preso ha preso sempre più successo e quindi speriamo anche negli anni successivi di avere sempre più successo. Festa del prosciutto vuol dire valorizzare soprattutto un prodotto locale, un prodotto che ha una sua nicchia di mercato molto ampia. La cultura è molto importante nelle nostre manifestazioni, la cultura, i prodotti della nostra terra, tutto quanto, sono il nostro orgoglio. Nella degustazione il prosciutto dolce è stato abbinato a vini di volta in volta molto diversi, dal Prosecco al Marzemino del gruppo Collis, passando attraverso il Malvasia Istriana Brut ed il Merlara Bianco di Ponte al Masero. Il tutto guidato dalla mano e dal naso esperto di Daniela Soncini, sommelier, che ha accompagnato i sindaci e gli ospiti in un ideale percorso di profumi nascosti fra i vini delle nostre terre. Una serata all'insegna del gusto e della convivialità, alla scoperta dei sapori nostrani che purtroppo spesso sono ignorati in favore di vini esteri dai nomi altisonanti. Lo scopo della serata è stato proprio quello di valorizzare la bontà dei nostri vini e dei nostri salumi, che riflette l'operosità e l'ospitalità delle genti del nostro territorio.